La CBA di Canicattì, storica cantina agrigentina, con un'assemblea dei soci molto partecipata, ha rieletto all'unanimità gli organismi statutari e ha riconfermato il presidente Giovanni Greco ai vertici dell'azienda cooperativa anche per il prossimo triennio. Ancora una volta il presidente Giovanni Greco viene confermato alla guida di una realtà produttiva che nel vino ha saputo innescare un processo di sviluppo sano del territorio concentrato sulla viticoltura di qualità e su un'enologia in grado di esprimere eccellenza e capacità competitiva sui mercati, soprattutto all'estero. Dal 2019 a oggi la cantina Viticoltori Associati di Canicattì ha confermato con successo il suo trend di crescita nonostante la pandemia, la guerra e la crisi energetica che hanno caratterizzato questo periodo. I numeri sono importanti e di sicuro interesse, il fatturato è aumentato del 15%, suddiviso tra export il 6,7% e la Italia il 24%, con un prezzo medio in crescita di circa il 10% sempre nel triennio. Si è chiuso un triennio di grandi sfide per la cantina Viticoltori Associati di Canicattì, l'uscita dei nuovi vini in fascia medio-alta, gli ottimi punteggi riscontrati a livello internazionale e una sostanziale tenuta delle posizioni con una buona performance sul mercato italiano, in particolare nella nostra isola, ci tratteggiano uno scenario più che positivo per affrontare il nuovo mandato. Questo è il commento del presidente Giovanni Greco, che ha ringraziato i soci, il gruppo dirigente della cooperativa, sottolineando il valore di una credibilità produttiva e organizzativa sempre più riconosciuta dai mercati.